A Rossano Veneto i veleni della politica locale costringono il sindaco a rispondere agli attacchi di Morena Martini. Accusato di aver tradito i suoi elettori dopo il terremoto politico di ottobre e il rimpasto in consiglio comunale in giunta, Zonta difende a spada tratta la sua scelta. Per me traditore è cercare di fare uno sgambetto a una persona con cui si è collaborato per tanti anni e che ha lavorato per te per tanti anni. E a un certo punto, quando scopri che una persona così cerca di appunto farti sgambetti e di farti tornare a casa, farti dimettere, a quel punto prendi delle contromisure. Il resto è storia che conosciamo: ritiro delle deleghe a Martini e creazione di una nuova maggioranza tra attacchi, accuse e risposte. Ultimo tema sollevato da Martini, quello dell'aumento dell'IMU, ma ad accendere la discussione ci sono anche la piazza e l'asilo. E così Rossano Veneto continua a nutrire la sua sempre movimentata pagina amministrativa e questa volta è il sindaco a togliersi un sassolino dalla scarpa, rivolgendosi direttamente al suo ex vice sindaco Morena Martini. Io credo che ci sia modo e modo di fare politica. C'è chi sceglie di fare la politica con la rabbia e cercando sempre i problemi e le pagliuzze negli occhi degli altri. Tante volte magari non si vedono i pali nel proprio occhio. Quindi noi, lo dicevo prima, andremo avanti serenamente a fare il nostro lavoro, il nostro dovere, quello che ci hanno chiesto gli elettori che ci hanno eletto.